Quando lo Stato deve riscuotere una tassa, esige dal cittadino la massima puntualità nei pagamenti. Se invece è il cittadino che è creditore nei confronti dello Stato, inspiegabilmente i tempi si allungano a dismisura. Emblematico il caso della Veneta Stampi, un'azienda di Ceggia, e del suo titolare Vittorio Furlan. Questi avanzava 76.000 euro per un'agevolazione prevista dal patto territoriale della Venezia orientale e ha dovuto attendere 13 anni per ottenere il dovuto. Aiuti dallo Stato è impensabile. Non parliamo delle banche, che le banche oggi ti rendono schiavo, perché oggi noi dipendiamo dalle banche. Dovete contare solo sulle vostre forze? Sulle nostre forze, guardi, io come dicevo ho 40 anni più di attività e mi sono sempre fatto con le mie mani. Siamo stati testimoni, continua Furlan, dell'inefficienza burocratica a tutti i livelli. Ora la vicenda è conclusa, ma tenendo conto dell'inflazione, i nostri tecnici calcolano che abbiamo perduto una somma importante che non ci verrà mai più risarcita. Se adesso andiamo a sintetizzare tutto, diciamo che il valore di allora, il valore di oggi, abbiamo quantificato in euro, sono circa 17.000 euro. Quello dell'azienda di Ceggia non è un caso unico. Numerose le aziende che nell'ambito del medesimo patto territoriale continuano a vantare centinaia di migliaia di euro di crediti nei confronti dello Stato. 2 anni fa che mi sono mosso a livello così regionale e ho sentito che più di qualche azienda, sì, era anche altre aziende, per un valore di circa 500.000 euro avanzano da queste patti territoriali. A lanciare l'allarme il presidente di Confindustria Venezia, Matteo Zoppas. Vicende come questa rappresentano per i nostri imprenditori l'ordinaria amministrazione, ha detto. Le relazioni fra Stato e impresa si risolvono spesso in un rapporto asfissiante che uccide l'iniziativa imprenditoriale, frapponendo ostacoli procedurali e lungaggini inspiegabili.